Vogliamo rivolgerci alla parola di Dio. Stiamo proseguendo la lettura e il commento dell'Epistola ai Romani e questa sera iniziamo la lettura del capitolo 3. Abbiamo concluso i primi due capitoli di grande benedizione. Vi devo dire la verità, mentre rileggo più volte in questi giorni, preparandomi questa epistola, che non è un'epistola lunga, quindi leggo ampie porzioni sempre, ogni volta che apro la scrittura, devo dire che è veramente un'epistola di grande valore, così preziosa ai nostri cuori, perché ha espressioni che sono ben conosciute dai credenti e che rallegrano il cuore. Ogni espressione nel capitolo 1, nel capitolo 2, nel capitolo 3, nel capitolo 4, quindi ogni parte di questa epistola parla al cuore di grande profondità. Noi abbiamo parlato nell'ultima volta delle notizie che l'Apostolo Paolo dà, chiamando in causa due suoi fratelli, collaboratori, uno che è il suo figlio spirituale Timoteo e l'altro è Epafrodito, che era stato inviato dai Filippesi stessi per, sopperire così alle necessità dell'Apostolo. Ma sia per Timoteo che per Epafrodito l'Apostolo ha grandi parole che parlano di fedeltà, di umiltà, e l'Apostolo prende a esempio questi due personaggi per incoraggiare i filippesi a stimare uomini così, a considerarli e a rispettarli. Quindi in questo modo si conclude il secondo capitolo. Ora iniziamo la lettura del capitolo 3 di Filippesi. Inizia così il capitolo. Del resto, fratelli miei, rallegratevi nel Signore. Questa espressione del resto, dice Paolo, un po' come se stesse facendo una pausa. È una pausa un po' non conclusiva, ma un po' per riordinare le idee. E dice del resto, quindi ricapitolando, mettiamo insieme quanto abbiamo detto sinora. Ricapitolando, tra tutto quello che abbiamo detto nell'epistola, nelle argomentazioni che abbiamo tirato fuori, cerchiamo di fare ordine e tiriamo fuori l'argomento principale. Così dice Paolo. Del resto, quindi facendo mente locale, fratelli miei, quello che deve rimanere nel cuore è che il concetto chiave dell'epistola: rallegratevi. Rallegratevi nel Signore. Ma in questo momento è la prima volta che Paolo associa l'espressione nel Signore alla gioia, all'allegrezza, e quindi chiarisce rallegratevi nel Signore. Cioè la dimensione della gioia del credente non è esterna, non è terrena, non è materiale. Il motivo della gioia del credente è nel Signore. Più volte Paolo ha già detto: gioitene con me, gioite voi insieme a me, rallegratevene, io gioisco. Di nuovo affinché vi rallegriate, accogliete con ogni gioia. Ha usato molte volte l'espressione gioia, ma qui per la prima volta dice rallegratevi nel Signore. Quindi associa l'espressione nel Signore, perché si possa comprendere che la vera dimensione della gioia del credente è una dimensione spirituale ed è la dimensione della presenza di Dio nel cuore, dell'opera della grazia, dell'opera di salvezza attraverso la croce. È il Signore la sorgente, il motivo della nostra gioia. E quindi Paolo dice: se devo riordinare le idee e riassumere tutto in una sola espressione di tutto quello che ho detto finora, l'incarnazione di Cristo, le sofferenze mie, la persecuzione, i nemici della fede, le esortazioni alla perseveranza, se devo concentrare tutto in un concetto, è questo: rallegratevi, sì, la gioia, ma nel Signore. E dice Paolo: io non mi stanco di scrivervi le stesse cose, e ciò
e garanzia di sicurezza per voi. Il testo originale è più ritmato, crea come dei parallelismi stilistici. Dice: quello che io vi dico per me non è noioso, per voi è una sicurezza. Quindi quando nell'italiano è reso io non mi stanco, c'è proprio questa cadenza. Quello che vi dico, le stesse cose, per me non è noioso e per voi è una sicurezza. Quindi dice: io non smetterò mai di dirvi le stesse cose. E questo diventa per voi una garanzia, che non dovete cercare altrove quello che serve per la vostra gioia, perché già ce l'avete. E qui in qualche modo l'Apostolo eh, chiama in causa quello che poi dirà altrove nelle epistole, la voglia di novità, la voglia di cose che non si sono mai sentite prima, lo scontro tra le stesse cose, le cose sempre risapute e ripetute, e le novità, quelle che Paolo descriverà in questo modo, parlando a Timoteo: il prurito d'udire, cioè il non essere soddisfatti, il dire io questo l'ho già sentito, io questo già lo so. Beh, l'Apostolo dice le stesse cose sono la garanzia della sicurezza, della vostra salvezza. Del resto, fratelli, che cosa vogliamo noi per la nostra salvezza? Ci è stata data la croce di Cristo e nient'altro. Ci è stata data la salvezza attraverso la fede nell'opera di Gesù e nient'altro. Cercare le novità, cercare le cose per prurito d'udire, cercare dottrine strane, filosofie strane, idee strane, non è garanzia di salvezza, non rende sicura l'anima nostra, perché l'Apostolo Giuda si esprimerà con questa frase: la fede che è stata una volta e per sempre tramandata ai santi. Io non mi stanco di dirvi le stesse cose, e fa eco Paolo a quello che dice anche l'Apostolo Pietro, che nella sua epistola dice più volte lo stesso concetto. E nel capitolo 1 della seconda epistola di Pietro, lui dice al verso 12: perciò avrò cura di ricordarvi continuamente queste cose, benché le conosciate e stiate saldi nella verità che è presso di voi. E ritengo che sia giusto, finché sono in questa tenda, di tenervi desti con le mie esortazioni. E poi dice ancora: carissimi, questa è già la seconda lettera che vi scrivo, e in entrambe tengo desta la vostra mente sincera, facendo appello alla vostra memoria, perché vi ricordiate le parole già dette. E quindi anche Pietro dice: io vi ricordo le stesse cose. Nel momento in cui la parola della croce, ricordare l'opera della grazia, non ci soddisfa più o ci stanca, noi abbiamo un problema spirituale, perché l'anima redenta è soddisfatta soltanto quando sente parlare di Cristo Gesù, della croce, dell'opera del Salvatore. E tutte queste cose devono essere ricordate all'anima nostra, perché possiamo essere garantiti nella nostra fede nel Signore. Versetto 2. Guardatevi dai cani, guardatevi dai cattivi operai, guardatevi da quelli che si fanno mutilare, perché i veri circoncisi siamo noi, che offriamo il nostro culto per mezzo dello Spirito di Dio, che ci vantiamo in Cristo Gesù e non mettiamo la nostra fiducia nella carne. E poi Paolo va avanti. Qui inizia a parlare chiaro riguardo ai pericoli che la chiesa di Filippi stava incontrando, riguardo, come abbiamo già accennato prima, ai falsi dottori. E qui Paolo sta parlando precisamente dei giudaizzanti, cioè quei cristiani, diciamo così, che non avevano compreso
che il cristianesimo, quindi il nuovo patto inaugurato con l'opera di Cristo Gesù sulla croce, eh, dava un taglio netto a quella che era il vecchio patto, quello della legge di Mosè, che continuava a rimanere valido per i cristiani ebrei, i giudei, che quindi facevano parte del popolo di Israele, quindi avevano in eredità la legge di Mosè. Ma per quanto riguarda la fede ai gentili, a quelli che erano fuori dal popolo di Israele, Paolo aveva sempre insegnato che non c'era bisogno che i gentili ubbidissero ai riti mosaici, perché erano del popolo di Israele. E quindi c'erano questi credenti, questi predicatori giudaizzanti che andavano nelle chiese straniere dicendo: guardate che voi dovete comunque rispettare la legge di Mosè, dovete rispettare il rito della circoncisione, dovete rispettare i riti della legge levitica e così via. E quindi dice Paolo: guardatevi dai cani, guardatevi dai cattivi operai, guardatevi da quelli che si fanno mutilare. Usa una parola forte, qui il riferimento è alla circoncisione. Invece Paolo dice: guardate, è una mutilazione perché non è più un segno di fede, la circoncisione. I veri circoncisi siamo noi, che offriamo il nostro culto per mezzo dello Spirito di Dio. E sembra quasi citare Gesù quando dice alla Samaritana: Dio sta cercando i veri adoratori, che sono quelli che adoreranno Dio in spirito e verità. E dice una parola ancora più forte Paolo, usa la parola cani, legata a questi personaggi, questi falsi dottori. Ora, la parola cani, che non è lo stesso significato che viene usato in Apocalisse, dove i cani sono le persone che hanno una condotta immorale, quindi legato a dei peccati. Qui l'espressione era l'espressione che usavano i giudei riguardo ai pagani. I giudei parlavano dei pagani chiamandoli cani, perché il cane comunque era un animale impuro e quindi era un segno di disprezzo. Paolo qui ribalta la situazione e dice ai pagani convertiti, ai filippesi: guardatevi dai cani, i cani sono loro che continuano a rimanere ancorati a qualcosa da cui voi siete liberi. E sono anche cattivi operai, perché sapendo quale deve essere l'opera del Signore, continuano a compiere un'opera che non deve essere compiuta, quindi sono cattivi operai. I veri circoncisi invece siamo noi, che abbiamo riposto la fede in Gesù. La nostra fiducia non è nella carne, non è nei riti, non è in quello che facciamo, non è nei nostri meriti, non è negli obblighi di legge, ma nella fede in Cristo Gesù. Infatti dice: noi offriamo il nostro culto spirituale a Dio e ci vantiamo non di noi stessi, non di quello che facciamo, non del rispetto dei riti giudaici, ma ci vantiamo soltanto in Cristo Gesù. E così dice Paolo: guardate che io che vi esorto a guardarvi da queste persone, sono uno che ha titolo per parlare di questo. E inizia a fare il suo curriculum, che però purtroppo per problemi tecnici vedremo la prossima volta, proseguiremo la prossima volta, eh, rimanendo però nel nostro cuore almeno questo aspetto di questa prima parte del capitolo 3, che non ci devono stancare le verità del Vangelo. Non dobbiamo andare alla ricerca di altre novità, perché le cose che sono state tramandate una volta per sempre e che sono per la nostra salvezza, quelle ripetute al nostro cuore, diventeranno la garanzia che siamo nella fede. E dobbiamo rallegrarci nel Signore, dobbiamo continuare a confidare in quel Dio che garantisce per noi la pace, la gioia, l'allegrezza che procedono da chi sa di essere
salvato. E Dio ci benedica.